Il salotto. E allora signora, grazie per questo applauso così, ma questo è un applauso spontaneo, è un applauso spontaneo. Questa sera il salotto vuole portarvi in un posto incredibile, un posto dove cambia tutto per poi tornare uguali. Signore e signori, questa sera il luogo è il luogo della rivoluzione. Tu sei sorprendente per me, con Catalano e Santa Barbara tu c'è, ci mancherarti. No, 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 no. Oh, oh. Non se ne sta sul divano, la chitarra in mano è proprio alti. Voglio la musica stasera perché voglio ballare con Margiotta, chi c'è? Trio messicano. No, 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 no. Di serate così non se ne vedono più neanche in TV. E di serate così non ne vedevo da un po'. Non se ne vedono più neanche in TV. Di serate così non ne vedevo da un po', mi rimango. Allora benvenuti diciamo in questo appuntamento dove il salotto cercherà di muoversi in questo immaginario, in questo universo che può essere evocato da questa parola, rivoluzione. Avremo diversi ospiti, alcuni ospiti fissi come il nostro diciamo incorruttibile, o meglio anche corruttore, dottor Domenico Mungo. Domenico Lungo. Domenico Mungo che impazza anche diciamo sul web, sul sito del Salotto di Mao, con tutti, diciamo c'è tutto il papiro che lui viene a raccontare qui in 10 minuti, in 10 pagine, potete trovarlo lì, è pieno di commenti. E a proposito di commenti salutiamo anche quelli che ci stanno ascoltando da casa attraverso il sito di Torino Effetto su Vitaminic. Ciao! Siamo in diretta qua. Ciao ragazzi. Ciao. Avremo anche poi diciamo la possibilità di ascoltare un gruppo alla fine, un gruppo molto particolare. Ah sì, è un trio? Un trio che di messicano c'ha soltanto il nome, ma loro sono proprio dei punk. Ci saranno, diciamo, alla fine avremo modo di sentire un paio di brani del trio messicano. Punk messicano. Poi ci è venuto a trovare un ospite che proprio dal sito web e anche personalmente molte nostre amiche ci dicevano ma come non torna più, lui veniva sempre, oltre ad essere bravo a suonare la chitarra è un cantante, un bellissimo ragazzo. Signore e signori, questa sera con noi c'è anche Albi. Serate così non se ne vedono più neanche in TV. Di serate così non ne vedevo da un po', mi rimango. Ma abbiamo anche una sorpresa questa sera signore, abbiamo anche una sorpresa perché sapete che adesso abbiamo la fortuna di stare lì a lavorare insomma alla Rai, facciamo questa cosa di Scalo 76 che è sempre adiacente diciamo a X Factor, dove imperversano tantissimi personaggi e noi proprio da X Factor abbiamo avuto la fortuna di portarne qui uno. Signore e signori, con noi questa sera c'è DJ Francesco! Benvenuto DJ Francesco, che bello averti. Alza il microfono che è il popolo italiano! Popolo di Torino! Me ne sono segnate. Benvenuti nell'Olimpo della musica libera. È libera, Dove è la libera. musica è l'unica cosa. Sì. Perché la musica batte solo sul
batte la musica? Dove batte la musica? Non lo sai, Gege, ma ci lavora come non lo sa? Batte sul 2, diciamo. E allora, DJ Francesco, noi siamo contenti di averti qui questa Mi sera. sono perché- tagliato anche i capelli apposta per tu l'evenienza. sei sempre molto, come dire, anche molto curato, come vedete, molto curato anche nell'abbigliamento e tutto il resto. Ma tu sei anche un personaggio rivoluzionario, dice Francesco, perché la tua carriera, la tua parabola è straordinaria. A un certo punto Ho ha fatto avuto- la mia rivoluzione. Hai fatto anche tu la tua rivoluzione. Vogliamo ricordarci come sei partito? Ah, io sono nato che facevo Sono il tuo capitano, bella quello storia, Tu ti Sì, sì. presi bene, vedi? Poi sono andato a Sanremo. Chi parla? Oh? Sarà qualche Ma tuo chi fan, parla? dai, lascialo Oh! parlare. Poi sono andato a Sanremo, mi sono spogliato, mi sono tagliato i capelli. Poi sono andato all'Isola dei Famosi e mi sono fatto Aida Jespica. Un applauso. Un applauso. Bravo. E poi però una sera guardavo la Poi è televisione. successo qualcosa a un certo punto. Guardavo la Hai avuto- televisione e ho visto la Madonna. E c'è stata la mia rivoluzione. E guarda era? caso stavo guardando un certo canale che era Rai. Che canale era Rai? Che canale? 2. Questa volta l'hai imparato, l'hai imparato. Rai 2, stai guardando Ho visto Rai C'era su 2, c'era Simonetta Ventura che mi ha cambiato la vita. T'ha cambiato, ci credo. Non perché sono figlio dei Pooh, perché No, ho incontrato esatto. Simonetta Ventura. Ecco, Ho lì. cambiato, sì, mi ha cambiato la vita. È stato un sodalizio musicale incredibile, musicale, artistico, diciamo. Sì, sì, tutto quanto, tutto quello che dici va bene. Sì, tutto bene. Insomma, Basta che mi fate lavorare, io ringrazio tutti, mi fate lavorare. Ho capito. E poi soprattutto facciamo questo programma che si chiama X Factor, che parla di musica perché la musica batte solo su 2. Su 2, sì, è chiaro. E se la gente non lo sa, 2 l'ha imparato. E alla fine noi ci comportiamo con i cantanti in maniera naturale, No, cioè lo vedo. i maschi li picchiamo, le donne Lasciamo perdere, dai, lasciamo Sì, perdere, sì. lasciamo perdere. Va bene. Senti, DJ Francesco, allora tu avrai, poi resti qua con noi questa sera. sì. Io addirittura so che ci presenterai una canzone nuova questa sera. A po', me l'ha scritta Anastasia scritta Anastasia. insieme a Fiorello e si intitola Meglio 100 giorni pecorone che 200 a pecorino. Ma scusami un Grazie attimo, ma mille. è una canzone lunga, com'è? C'ha tante strofe. È una canzone breve perché ha solamente 2 strofe. Quante strofe ha la canzone? 2. Hai imparato. Un applauso, grazie. DJ Francesco! Fate il pezzo, se no mi vergogno di andare via. Popolo italiano, un grande applauso per la musica del salotto di Mao.